Bocciata, Lampedusa e Linosa dopo la prima sindacatura hanno detto di no per i prossimi 5 anni a Giusy Nicolini, uscita clamorosamente sconfitta dalle urne, che hanno premiato invece Totò Martello. E la Nicolini prova a dare una propria chiave di lettura alla debacle. Sono convinta, si affretta a precisare, che non siano state le posizioni in tema d'accoglienza a produrre questo risultato. In questi anni in materia di immigrazione ho solo raccontato il ruolo di Lampedusa, spiega la Nicolini. Abbiamo sconfitto l'emergenza e siamo riusciti a dare spazio al turismo. Le ragioni della mia sconfitta vanno ricercate altrove, osserva l'ormai ex sindaco di Lampedusa e Linosa. Il leitmotiv della campagna elettorale è stato uno soltanto: mi hanno attaccato sui premi, sui riconoscimenti raccolti durante il mio mandato. Non ho fatto alcuna carriera politica, spiega ancora, tant'è che ho rifiutato la candidatura alle europee nell'aprile del 2014. La volontà di ricandidarmi a sindaco ha dimostrato il contrario. E un ringraziamento alla Nicolini arriva dall'ex premier Matteo Renzi, che su Facebook ha scritto: in questi anni, dice, lei è stato un punto di riferimento per molti in Italia e in Europa, impegnata in una difficile sfida culturale. Far capire che i valori non si barattano con la paura. Giusy ha perso a Lampedusa. Succede. In politica si può vincere, si può perdere, ma la qualità dei rapporti umani, se autentici, non vengono mai meno. Sono ancora le parole del leader nazionale del PD, che nei giorni scorsi ha chiamato la Nicolini a far parte della segreteria. E ci sono altre reazioni all'esito delle amministrative in Sicilia. Per il deputato nazionale Riccardo Gallo, Forza Italia si conferma motore trainante della coalizione di centrodestra. Tra i risultati di rilievo, il parlamentare agrigentino sottolinea quello ottenuto a Palma di Montechiaro con l'affermazione a sindaco di Stefano Castellino e l'altrettanta ottima prova del candidato sindaco a Sciacca, Calogero Bono, adesso al ballottaggio. E soddisfazione esprime per come sono andate le cose il segretario regionale del PD Fausto Reciti. I comuni medi e piccoli hanno premiato i nostri candidati a sindaco e le nostre liste. Spiccano poi i risultati raggiunti a Trapani e a Palermo, conclude Reciti.